Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Cantine d'Italia. Oggi pomeriggio andiamo in Trentino, in una delle aziende più note del territorio, poi approfondiremo tutte le informazioni e potremo toglierci tutte le curiosità chiedendo al nostro gradito ospite. Vi ricordo che il 2 febbraio inizia il corso da sommelier online, martedì 2 febbraio, saranno 15 lezioni di un'ora e mezza l'una, sarete sempre seguiti dai nostri insegnanti, dai nostri tutor, per fare questo percorso bellissimo, per un corso studiato appositamente per essere fatto online. Come vedete a fianco, poi vi ringrazio per i vostri mi piace che cliccherete forte forte a fianco al nostro video, che servono per far conoscere sempre di più le attività dell'Associazione Sommelier Tavola con Bacco, ma soprattutto far conoscere le aziende e i nostri graditi ospiti che ogni sera si alternano ai nostri microfoni. Quindi vi ringrazio e vi invito a seguire questa intervista che si preannuncia molto interessante e diamo il benvenuto al nostro ospite, a Furio Battellini dell'azienda agraria Riva del Garda. Ciao, Ciao, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. buonasera, grazie a voi dell'opportunità. Grazie. Senti, Agraria Riva del Garda, come nasce? Qual è la sua storia? La storia è molto lunga perché allora Agraria nasce nel 1926, a dire il vero nasce sulle ceneri di un'attività che c'era già precedentemente sotto l'impero austro-ungarico. Comunque, diciamo, partiamo dal 1926 con l'intento, diciamo, di promuovere il comparto agricolo del territorio. Cambia pelle più volte, nel 56 nasce la cantina, una cantina sociale, nel 65 nasce il frantoio e oggi praticamente, diciamo, per andare un po' al sodo, oggi siamo cantina e frantoio, abbiamo uno store perché per fortuna abbiamo un grande bacino turistico, abbiamo uno store nostro e non abbiamo più, diciamo, quello che era le scorte agrarie, quindi abbiamo abbandonato un pochettino quel comparto lì. Adesso siamo solo... Voi dove siete precisamente? Siamo a Riva del Garda. Riva del Garda, diciamo, è lo spicchio trentino del lago di Garda, siamo in cima al lago di Garda, abbiamo un territorio, una vallata che si apre, diciamo, a nord del lago e operiamo in questa vallata, l'Alto Garda Trentino. Diciamo siamo al 46esimo parallelo, quindi siamo ai limiti, diciamo, dell'olivicoltura. È un territorio molto particolare, tant'è che insomma siamo molto settentrionali rispetto, diciamo, alle zone più tradizionali dell'olivicoltura e questo è dovuto alla particolarità del territorio, un territorio che è trentino però con delle caratteristiche molto particolari. Noi, diciamo, come territorio siamo comunque una zona dove c'è una grossa vocazione a vini rossi, no? Nonostante siamo in Trentino, il Trentino fa l'80% di vino bianco, noi abbiamo un 40% di vino rosso. Sono vini rossi, non sono, per la maggior parte non sono autoctoni, abbiamo il Teroldego, abbiamo il Lagrein, ma soprattutto abbiamo il Merlot. Il Merlot si presta a terreni argillosi, al clima che è mitigato proprio dal lago di Garda. Abbiamo il Cabernet Sauvignon e poi abbiamo il Pinot Nero che comunque fa E poi parte degusteremo insieme, tra l'altro sarà il nostro vino, insomma, che assaggeremo insieme. esattamente. E, senti, parlando del territorio, io ho visto avete un bellissimo video, se sei d'accordo vorrei farlo vedere anche ai nostri spettatori. Volentieri, grazie.
qualità, territorio. Ecco, torniamo online. Eccoci qui. Allora, ho visto anche olive, olio. Io il vostro olio lo conosco perché l'abbiamo anche utilizzato durante i nostri corsi sull'olio. E io poi, tra l'altro, il territorio lo conosco molto bene perché ultimamente, purtroppo, per i motivi che ben sappiamo, non sono potuto venire su, ma io il Trentino lo amo molto, e tra l'altro sono proprio venuto a Riva del Garda, quindi conosco benissimo la zona, quindi è sicuramente una zona vocata al vino, ma come abbiamo visto non solamente al vino. Insomma. Sì, è un territorio, noi siamo innamorati di questo territorio. Io non sono autoctono, nemmeno io come il Pino Nero e il Merlot che dicevamo prima, però siamo innamorati del nostro territorio. Chi opera nella nostra azienda, che insomma sono 350 soci, sono innamorati del territorio. Il nostro lavoro è quello di portare avanti, diciamo, le peculiarità del nostro territorio. L'olio, ma anche il vino. Il vino abbiamo delle cose molto particolari e siamo, insomma, il nostro mestiere è quello proprio di farli conoscere, farli capire e trasmetterli, insomma. Assolutamente, penso che sia la cosa principale. Sto facendo un attimo una carrellata sul vostro sito, poi dopo lo vediamo meglio. Chi sono i vostri clienti? Allora, diciamo che noi abbiamo, per fortuna abbiamo un bacino molto, molto ampio. Beh, innanzitutto lavoriamo molto sul territorio, quindi siamo comunque un'azienda che lavora tanto sul territorio, sia nello store, quindi il nostro punto vendita, ma anche, diciamo, quelle attività che sono connesse, insomma, con noi e sono presenti sul territorio. E poi lavoriamo in Italia, ma lavoriamo anche all'estero, perché oggi tra olio e vino esportiamo in 25 paesi al mondo. Non sono cifre esagerate, diciamo è un 10-20% della nostra produzione, però comunque abbiamo anche un export che si sta evolvendo e funziona abbastanza bene. Prima di tutto l'Europa, ma anche gli Stati Uniti e l'Asia, insomma, col sud-est asiatico, il Giappone. Abbiamo comunque un mercato che si sta consolidando. Ecco. Ottimo, ottimo, ottimo. Per quello che riguarda, scusa se ti ho interrotto, per quello che riguarda chiaramente i turisti, lavoriamo molto con il turista italiano, ma anche per il turista germanico. Siamo vicini alla Germania, in poche ore di macchina, ecco, siamo qui. E questo è il loro mare nelle Dolomiti, no? Al lago di Garda. Certo. Allora, io sto facendo un giro nel vostro shop, poi magari dopo lo vediamo meglio. Quali sono i prodotti che preferisce il vostro cliente? Quali che vendete di più? Adesso sta andando molto il Trento DOC, no? In Trentino si parla tanto dello spumante, quindi il Trento DOC è un prodotto che in Trentino viene molto apprezzato. L'olio, l'abbiamo detto, l'olio è un olio che è conosciuto, ha delle peculiarità molto particolari, incontra proprio il gusto moderno, quindi un olio che anche per la sua posizione, la sua tipicità, la sua piace molto. E poi dopo i prodotti del territorio, io tra questi inserisco assolutamente questo Pinot Nero, che è una varietà appunto che si lega molto al Trentino, all'Alto Adige, ma a questi territori di montagna, no, diciamo. Certo. Senti, io vorrei dare uno sguardo al vostro shop, e per fare questo mi tolgo dallo streaming e avvio invece il vostro shop e ti metto in un angolino così puoi commentare bene. Allora, io partirei dal vino, le selezioni le vorrei vedere dopo perché c'è il vino nero che andiamo a degustare. Quindi la collezione apponale, da che cosa è composta? Che vedo tantissimi vini qui. Sì, la collezione apponale, diciamo, sono i nostri vini del territorio, quindi diciamo è la nostra prima selezione. Sono vini
vari, perché qui abbiamo una grande variabilità, partiamo dai 150 metri ed arriviamo fino ai 650 metri di altitudine, e in questo ci mettiamo, come vedi, diverse varietà frutto bianco, dal Pinot Grigio, lo Chardonnay, il Müller Thurgau nei viniti più alti, ma anche la Nosiola, che è la varietà autoctona, Moscato giallo, e poi i vini rossi, no? Merlot, Cabernet Sauvignon che dicevamo prima, ma anche il Teroldego, anche il Marzemino, che è un'altra varietà autoctona, la Schiava, il Rosato. Ecco, questa è un po' una carrellata di quelli che sono la nostra produzione. E poi i vini bio che stanno un po' emergendo anche nel territorio. Dal 2008 siamo certificati anche con la cantina, e quindi è partita un po' questa produzione. Senti, di questi qui a me mi interessa la Nosiola, perché la Nosiola è proprio della vostra zona, cioè è il vitigno proprio tipico della zona di Riva del Garda, diciamo, comunque Sì, dell'Alto Garda. Ecco, vediamo esattamente. se riusciamo a trovarlo. La Nosiola è nella collezione Ponale ed è proprio un vitigno, l'unico vitigno bianco, diciamo, rimasto con una certa rilevanza autoctono. E sono due le zone, diciamo, più tradizionali in Trentino. Una è l'Alto Garda, la Valle dei Laghi, e l'altra è la zona a nord di Trento, sopra la Vis, insomma, intorno in Eccola, l'ho trovata. L'ho trovata. Tra l'altro il rapporto qualità-prezzo vedo che è molto alto. Sì, la Nosiola qui poi chiaramente è la base anche dei vini passiti, perché l'Alto Garda, la Valle dei Laghi, è tradizione anche l'appassimento delle uve, proprio per anche questo legato al lago di Garda, no? Il lago di Garda con i suoi venti, che a cadenza giornaliera soffiano, insomma, sul territorio, e quindi permettono proprio l'appassimento, un appassimento forzato in fruttaia, però comunque fa parte proprio della tradizione. C'è il vino santo, no? È un vino molto Certo. importante. Che poi ricordiamo che la Nosiola come vitigno non è un vitigno aromatico, no? Proprio quelli No, tipo il Gewürztraminer, per capirsi, insomma, no? esattamente. Il Gewürztraminer c'è nelle selezioni, è un altro vino importante per noi, però la Nosiola sì, è esattamente un vino neutro, diciamo, d'aroma neutro. Ha le sue caratteristiche floreali, la sua nota, diciamo, proprio di nocciola, no? Sì, Però sì. Ecco, allora, perché qui si aprono tutte quante le finestre, quindi rimane un attimino così, rimane un attimo così, invece io avevo aperto la scheda della Nosiola e ci tengo a farla vedere, eccola, la mandiamo su, eccola qui, la Nosiola, e questa qui, la fermiamo, eccola qua, questa dovrebbe fare che è la Nosiola, eccola qua. Eccola qua, Nosiola, Trentino Doc 2019, eccola qui la bottiglia, che poi vedete andando sopra come tutti i buoni siti internet, insomma, ecco, c'è la descrizione prodotta, poi recensioni e così via. Questo qui però è una Nosiola secco, versione secco. Esattamente, è una nosiola secca, un vino comunque fresco, un vino d'annata. Adesso proprio a fine mese imbottiglieremo l'annata 2020, la 2019 è terminata, e imbottiglieremo proprio la 2020. Sì, è un vino abbastanza fresco, da consumare, diciamo, non da che prevede invecchiamenti o soste, insomma, in cantina, ecco. Certo. Allora, qui riavviamo adesso il video e ritorniamo un attimo qui su questa collezione, perché a me interessava tra l'altro parlare invece del Marzemino, perché c'ha una storia, come molti sanno, insomma, il Marzemino citato da Mozart, Mozart, esattamente. è proprio tipico anche questo qui è tipico del Trentino, insomma, quindi diciamo quanto viene ricercato proprio il Marzemino quando vengono nella vostra cantina? Allora, il Marzemino è un vino del territorio, è un vino autoctono, proprio trentino.
è più nella Vallagarina, quindi diciamo la zona sud di Trento dove è piantato. È un vino che chiaramente ha una diffusione molto locale, però è comunque un vino che è abbastanza ricercato anche da chi ci viene a trovare solitamente, no? Perché quella sua nota caratteristica, insomma la viola, la sua freschezza, la sua giovinezza, che comunque piace, insomma, quindi incontra molto il gusto anche di determinati consumatori. Vedo gli Assolutamente. abbinamenti: pappardelle al sugo di selvaggina, arnosti di carne bianche, salumi e salsicce del territorio. È Esattamente, come sì. lo abbinate in pratica. Sì. Adesso io parlerei invece delle bollicine, che io tra l'altro amo moltissimo. Volentieri. Ecco, le bollicine, appunto dicevamo, no, il Trento Doc è il prodotto, diciamo, che sta un po' emergendo in Trentino. Noi, le nostre bollicine... Ricordiamo il metodo classico, rigorosamente. Esattamente. Abbiamo, diciamo, il Trento Doc, sì, due Trento Doc, quindi il Brezza e il Brezza Riserva sono i nostri, diciamo, i cavalli di battaglia, sono quelli che rappresentano di più, insomma, il nostro territorio, il Trentino, e sono tutti e due base Chardonnay. Vigneti posti a 350 metri, 400, tra i 350 e i 450 metri di altitudine. Il riserva è un 36 mesi sui lieviti, è la prima produzione e la novità, insomma, quello che abbiamo fatto un po' particolare quest'anno è che lo stesso, però chiaramente la vendemmia 2019 adesso è nel lago di Garda, quindi sta maturando nel lago di Garda a 35 metri grosso modo di Ecco, profondità. di quale parlavi degli spumanti? Del Brezza Riserva, quindi quello più a destra. Eccolo qua. No, perché lo stavo cercando. Mm. Per- Sì, il 2019, dal 2019 abbiamo iniziato appunto a utilizzare il lago di Garda proprio per anche la maturazione, quindi questa annata qui adesso giace nel lago di Garda, starà lì qualche tempo e pian piano vedremo qual è la... Eccolo qui, Brezza Riserva è un Padosè, tra Un l'altro. Padosè, sì. Padosè, Padosè, perché, per chi non lo sapesse, insomma, è il vino spumante, metodo classico più asciutto che certamente. esista, insomma. Sì, E tra siamo... l'altro quello che a me piace di più, perché diciamo che io lo reputo il più vero, Sì, sì. perché un bocca è fatto con lo stesso spumante, cioè con lo stesso vino, quindi di conseguenza è quello che a me, insomma, amo un po' di più. Abbiamo detto Chardonnay al 100%. Al 100% ha la sua bella nota sapida, la sua verticalità dovuta proprio a questa nota sapida insieme anche alla nota fresca e poi quelle note minerali, no, che l'accompagnano soprattutto al naso, quelle note più trafoccaia. È un vino che sta incontrando molto gradimento e siamo molto contenti. Ecco. Una piccola parte affinata del vino base affinata in legno, quindi è fermentata e maturata in barrique e poi dopo appunto la presa Quindi di voi che spuma. cosa fate? Una base è maturata in barrique e poi dopo Sì, fate il una parte, facciamo una base con un 20% grosso modo di vino affinato in barrique, fermentato e maturato in barrique e poi dopo in maggio, solitamente in maggio facciamo la presa di spuma e poi l'affinamento di almeno appunto 36 mesi sui lieviti. Ho capito. Poi avete una linea base, a quanto vedo, tra l'altro, se non sbaglio. Sì, poi dopo abbiamo il È Brezza questa qui in River, che pratica. diciamo che è il primo spumante, il primo Trento Doc con cui siamo usciti. Ah beh, questa è la linea classica, sì. Sì, Questa è questa la linea mi base, riferiva a questa, infatti. Mi riferiva a eh, questa qui. sempre rappresentativa del territorio, e è una linea che è più presente, diciamo, nella grande distribuzione, ecco. Mentre la collezione aponale è destinata all'oreca, questa qui è un prodotto con cui siamo presenti anche nella grande distribuzione locale, insomma.
Mhm. E sono comunque, qui rappresentiamo un po' sempre il territorio, no? Quindi il lago, la montagna comunque stilizzata proprio per far vedere questo contrasto che è un po' tipico nostro, ecco. Certo. E adesso andrei alle selezioni. Ecco, le selezioni sono i nostri vini con cui rappresentiamo e raccontiamo il territorio. Quindi sono 4 vini, cioè, sì, scusa, sono 4 vini rossi e 2 vini bianchi. Sì. Abbiamo uno Chardonnay che lo Salone Trentino di una zona molto particolare che è l'Orè, quindi una zona molto, molto particolare. Ecco, in questa linea, come vedi, facciamo vedere proprio la foto del territorio, quindi rappresentiamo il territorio. Noi vogliamo raccontarlo sia in tutto e per tutto, quindi già a partire dalla confezione. L'Orè, appunto, questo Chardonnay che affiniamo completamente in legno francese Barrique e Tonneau. Adesso è appena uscita l'annata la 2019 ed è un vino che appunto che ha anche delle grandi potenzialità anche di affinamento, insomma. Poi il Gewürztraminer, no, che è il nostro aromatico, qui siamo nella parte, nella collina abbastanza alta perché siamo a 450 metri, zone comunque molto esposte a sud perché il Gewürztraminer ha bisogno proprio di sole e di caldo per potenziare il suo aroma, e poi di escursione, quindi ha bisogno di comunque altezza e fresco della notte che arriva proprio dalla montagna, no? Certo. E poi Ho visto il Rena. il Rena è un passito, dicevamo prima, è il Infatti, passito fatto con la quindi aveva nocciola. la versione secca, diciamo così, la versione asciutta, e poi la versione invece. E ora siamo in vendita col 2013, quindi è un vino che fa anche un lungo affinamento. Eccolo qui, una vendemmia tardiva. Una vendemmia tardiva, Trentino Superiore. C'è un appassimento in pianta, ma anche una continuazione poi in fruttaia. È proprio tradizionale del nostro territorio, quindi l'appassimento è una cosa che proprio ci contraddistingue, ecco, che è tipica proprio, ecco. Beh, poi insomma, chi è che fa nosiola e non mi fa almeno una vendemmia tardiva, insomma, non Sì, mi pare proprio il caso, insomma, no? qui è un prodotto che è molto legato al territorio, anche Territorio. ricercato, esattamente. Certo, è ovvio questo qui. Senti, io adesso parlerei del Pinot Nero che sto andando a cercare come scheda, Mhm. ok? Perché io l'ho aperto e devo dire è il Maso Elisi, Sì. giusto? L'ho pronunciato bene, no? Maso Elisi sono Elisi. i lecci, Eccolo sono qua, le piante di eccolo qua. lecci. Ok, Pinot Nero, Trentino Superiore, DOC biologico 2017 qui abbiamo. Sì, è un vino che ci rappresenta e che è molto ricercato. Allora, Pinot Nero. Pinot Nero è una varietà difficile, no? Difficile sia in vigneto che anche in centino. Perdonami, intanto lo faccio vedere per intero e poi trovate sulla chat trovate anche il link per chi volesse andare, diciamo, a capirne di più, insomma, a leggere le caratteristiche, la scheda tecnica e tutto quanto direttamente sul sito dell'Agraria Riva del Garda. Prego, continua. Sì, qui siamo a 450 metri di altitudine, grosso modo. È un terreno, è un vigneto che è in mezzo a un bosco di lecci, quindi non è una zona, diciamo, non c'è altro vigneto intorno, c'è solamente questo maso e questo bosco di lecci che lo circonda. È un vigneto che è condotto in agricoltura biologica da sempre, da quando è stato piantato, ed è un vigneto che è completamente esposto a sud,
quindi ha una bellissima esposizione. Alle sue spalle ha il Monte Baone, che è un monte che permette di avere queste correnti fredde notturne e quindi l'escursione. Un vigneto che affonda le radici in un terreno franco, però con una componente importante di argilla e di calcare, un terreno antico, che è quello che diciamo che meglio di tutti è evocato proprio per la varietà del Pinot Nero. E è un Pinot Nero che tutti gli anni riesce a maturare. 2017 è stata qui al nord, diciamo, l'annata delle gelate, no? Se ti ricordi, è stata un'annata molto difficile. Il lago di Garda ci ha salvato e ci ha permesso di non avere danni dal freddo, ci ha protetto, e anche questo Pinot Nero è riuscito a passare indenne, diciamo, il freddo primaverile, perché era sul fine di aprile. Poi dopo è stata una annata comunque abbastanza precoce, le uve sono maturate bene. Questo Pinot Nero è uno degli ultimi che viene raccolto in Trentino. Utilizziamo la vendemmia è molto, molto attenta, manuale, piccoli contenitori. Il vigneto è coltivato a filare, quindi un Guyot, tralcio rinnovabile, e diciamo qui facciamo una fermentazione solitamente in tini di legno, quindi piccoli tini, e poi subito dopo la fermentazione, vino fatto la malolatica, andiamo subito in legno. Il vino sta grosso modo fino a un anno in legno piccolo, francese, tonneau e barrique, e poi dopo procediamo all'imbottigliamento. Allora, il Pinot Nero è per chi non lo sa, insomma, penso che chi è amante del buon vino lo conoscono un po' tutte le caratteristiche del Pinot Nero. Allora, Pinot Nero, questo qui è un vino che io già conoscevo, perché l'abbiamo inserito anche nei nostri corsi sommelier diciamo, l'anno scorso e anche quello precedente. Il colore è un rubino non particolarmente intenso, e questa è un po' la caratteristica di quello che hai detto te, insomma, una fermentazione non particolarmente lunga, la passaggio in barrique, in tonneau, eccetera, eccetera. E è veramente un bel colore luminoso, ma quello che mi ha sorpreso, io ce l'ho aperto già da un po', quindi questo consiglio per chi lo vorrà acquistare sul vostro shop, insomma, o comunque dal libero commercio, di aprirlo un po' prima e versarlo anche nel bicchiere un po' prima di berlo, qualche minuto prima. È vero che ha i profumi tipici dei frutti rossi a bacca piccola, del ribes, del territorio, del terreno, quello che hai detto tu, terreno un po' argilloso, eccetera, eccetera, ma quello che è il principale profumo di questo Pinot Nero è la rosa. C'ha un profumo di rosa che è fantastico e si percepisce immediatamente, e soprattutto questo è un profumo molto intenso e lungo. In bocca si percepiscono di più, però, oltre alla buona acidità, un ottimo equilibrio ed armonia, si percepiscono di più in bocca i frutti rossi, oltre che rimanere alla rosa, ovviamente. L'abbinamento, se posso fare, è tipico del territorio, quindi io direi sicuramente anche con dei canederli, va bene? Direi anche con il manzo, capriolo, e anche, se proprio stiamo a inizio pasto e non solo inizio pasto, un bel piatto di speck. Non tagliato fino a fettine come si fa col prosciutto o col salame, ma tu poi mi insegni che lo speck va tagliato alto e a listarelle, deve rimanere morbido, deve rimanere. E questo è il Pinot Nero, è fantastico sicuramente. Lo amo o no il territorio del Trentino? Che lo conosco, No, certo, dal punto di vista culinario assolutamente, ho sentito. No, posso aggiungere, con lo speck si vuole sempre anche il Schuttelbrot, no? Quel pane duro. Sì, come no, certo. No, sai cosa? Aggiungiamo, visitiamo il Trentino appena possibile, lo possiamo dire, sì.
Sì, assolutamente no, speriamo. Presto. E sai cosa? Il 2017 è pure una nata precoce, come hai detto tu, c'è questa nota comunque anche acida, no? Un po' la caratteristica, perché Sì, mantiene questa freschezza. Le uve sì, sì, erano mature, tutto, però mantengono questa freschezza e questo dà anche garanzia di tenuta, no? Nel longevità. tempo. E di longevità. Eh, Non particolarmente tannico, aggiungerei, eh? mm, Ha un tannino gentile, diciamo. mm. È un po' come il nostro olio, no? Che ha Sì, quel gusto facile, è un olio facile e che incontra il gusto magari sia di chi si inizia a consumare l'olio magari che prima non lo consumava, quindi un gusto abbastanza facile, ma anche chi comunque ha un palato, diciamo, più che va a ricercare delle particolarità, ecco. Funziona un po' per tutti. chi è che consuma, cioè, conoscere il buon olio è come conoscere il buon vino, dopo non ne puoi più fare a meno, eh? Sì. Questo specifichiamolo, insomma. Senti, progetti futuri dell'Agraria Riva del Garda, quali sono? Cosa avete dei sogni nel cassetto? Ma allora, beh, innanzitutto noi il progetto più grosso e che non abbiamo abbandonato nonostante questo periodo, ma che adesso insomma stiamo sviluppando, proprio stiamo riprendendo a sviluppare, è che stiamo in procinto di costruire un nuovo frantoio. Quindi abbiamo acquisito il territorio limitrofo all'azienda e stiamo spostando un pochettino una parte della nostra produzione con l'intento di migliorare, diciamo, un po' la produzione, rinnovare il frantoio, avere una struttura potenziata perché per fortuna insomma c'è bisogno di lavorare di più e poi anche di sviluppare tutta la parte del, del, di, di presentarsi insomma a chi ci viene a trovare, quindi di avere una struttura che sia in grado di presentare al meglio i nostri prodotti, ecco. Quindi un'accettazione Ottimo, che è ottimo. importante. Quindi questo è un po', siamo focalizzati un po', gli sforzi sono lì, ecco, in questo Il momento. prossimo passo, diciamo, il prossimo obiettivo da raggiungere. Esattamente. Senti, un'ultima domanda e chiudiamo questa piacevole chiacchierata. Dacci un buon motivo per acquistare i vini di Agraria Riva del Garda. Allora, io prima di tutto do un buon motivo, il territorio è un buon motivo per venire a trovarci, quindi assolutamente. E poi dopo, diciamo, sono prodotti che rappresentano il territorio, quindi se uno conosce o se uno vuole capire, sono prodotti che secondo me portano in sé le peculiarità del nostro territorio, quindi si diversificano un po' e li portano con sé. Ecco, quindi chi vuole sperimentare il nostro territorio lo trova nei prodotti. Quindi troviamo il Trentino in un calice di Pinot Sì, Nero. assolutamente. Il Trentino, il nostro Trentino, quindi l'Alto Garda. Ecco, specifichiamolo, insomma, Sì, sì, specifichiamolo bene. Io assolutamente. ti, io ti ringrazio Furio, grazie da Agraria Riva del Garda e concludiamo con un sorso di Pinot Nero. Salute. Salute, Grazie. grazie, grazie a tutti e complimenti. Ottimo. Grazie. Ciao. Vi ringrazio per essere stati con noi a questo nuovo appuntamento di Cantine d'Italia. Ci ritroviamo lunedì alle ore 18 e torniamo in Umbria per andare a scoprire un'altra prestigiosa azienda, un'altra prestigiosa cantina italiana e faremo anche in questo caso una degustazione a sorpresa con un prodotto d'eccellenza. Quindi vi ringrazio, vi auguro tanta salute e felicità. Ciao!